Attente telecamere della Wii Sport SD fanno tappa al campo Nicola Bonanno dell'Annunziata di Messina per il match valevole per la 14ª giornata del campionato di seconda categoria siciliana. I gironi D si affrontano la Juvenile 1958 che ospita il Milazzo Academy, padroni di casa che giungono quest'oggi con 16 punti in classifica frutto di 4 vittorie, altrettanti pareggi e altrettante sconfitte. Regna l'equilibrio anche tra le reti fatte e quelle subite, 18 per i ragazzi di Mister Cannao che sono reduci dal 2-2 in casa contro il Calcio Furci ospiti, che di contro sono agganciati al treno playoff in quinta posizione con 19 punti all'attivo frutto di 6 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Hanno 16 gol all'attivo e solo 8 subiti, che ne fanno la miglior difesa del campionato. Come al solito lo sì, le nostre grafiche abbiamo scoperto 22 che si affronteranno in campo. Vince incontro il signor Viannello da Messina. Qui vediamo concentrati i protagonisti che cercano di darsi la carica. Prima dell'inizio del match giocherà il primo pallone la Milazzo Academy in divisa arancione da sinistra verso destra ai vostri videoschermi. Risponderà il Juvenile in completino azzurro che ha questa prima occasione, ci prova Coluccio poco dopo il centrocampo a sorprendere Soldino, estremo difensore della Milazzo Academy. Termina alto il suo tentativo, rispondono però subito gli ospiti con questo schema da calcio di punizione che trova il sinistro di Torre. Taranto risponde presente e manda il pallone in out. Ancora ospiti però premono forte su questa spizzata di testa sul quale si avventa il proprio numero 10 Tushkai, che proprio col pallonetto la palla finisce sul numero 11 De Mariano che si divora il gol dell'1-0 a pochi metri dalla porta. Prova a rispondere all'altro lato la formazione di Mister Cannao con questa palla messa dentro. Cicca però il mancino con il numero 5 è stato Amendola a cercare di sbloccare il risultato. Dall'altro lato qui ancora però De Mariano si divincola in area, serie di batti e ribatti, la palla finisce per Dushkai ma ancora una volta si immola la difesa dei padroni di casa e riesce a allontanare in qualche modo la sfera con qualche ansia. Qui però l'occasione che si blocca probabilmente la partita, la palla resta lì per il numero 2 Sergente che si divora un altro gol clamoroso. Dopo una bella trama dei compagni di squadra, qui anche un'altra occasione la Milazzo Academy con Dushkai che va col destro, ancora una volta Taranto vola a levare le castagne dal fuoco. Qui ancora Dushkai mette la palla dentro all'indirizzo di De Mariano che mette giù il pallone verso la porta di Taranto, destro implacabile che sblocca il risultato. Riapprezziamo a rallenti il destro anche deviato dal numero 6 dei padroni di casa Postorino. Impassibile Taranto deve raccogliere il pallone in fondo al sacco. Juvenile in svantaggio, terminerà per questo gli sviluppi di questo calcio d'angolo la prima frazione di gioco. 0-1 per la Milazzo Academy che ha sbloccato il match in chiusura di prima frazione di gioco con il destro di De Mariano sfortunatamente deviato da Postorino. Cercano di rientrare in campo le due squadre anche con qualche indicazione in più da parte del proprio mister Cannao. Poi si potrà ripartire con la Juvenile che è vogliosa di riversarsi in avanti per cercare il gol del pareggio. Arriverà un'occasione ancora per gli ospiti e sempre con Dushkai riescono a sfondare sull'auto di destra a mettere dentro questo pallone. Taranto in presa bassa ancora una volta nega la gioia del gol, questa volta il numero 9 Stagno della formazione tirrena cerca di rispondere all'altura da Juvenile in questo pallone che danza al limite dell'area, non ci pensa su due volte, va col destro altissimo, riesce a centrare lo specchio della porta. Opera il primo cambio Mister Cannò che getta nella mischia il numero 15 Contarini, sarà proprio subentrato ad avere questa buona occasione sul mancino che termina largo senza impensierire Soldino. Ancora Juvenile prova a far valere la presenza di Riri Reale, ci prova con proprio il numero 9 Irrera. Resteranno anche in 10 gli ospiti per una reazione, un proprio calciatore tesserato. Allora cercherà di far valere la supremazia territoriale a squadra di Mister Cannavò che cerca di mettere pressione alla formazione di Reni, a Piron Di Marco che mette questo pallone all'indirizzo di un compagno e il numero 9 Herrera aveva fermato tutto il direttore di gara Danielnello e gli sviluppi dello stesso rinvio di rimessa dal gioco. La palla spizza per il neoentrato e con il numero 17 salta Taranto e fredda la Juvenile portando i suoi sul doppio vantaggio e Caruso subentrato alla panchina a chiudere forse definitivamente i conti. Glaciare qui siede Taranto, si allarga e alla Bobbo Vieri mette in porta per il gol del raddoppio degli ospiti. Forse chiudono definitivamente i conti, comincia anche a collarsi il bordocampo dell'Annunziata. Saranno inutili riassedio nel finale dei padroni di casa che termineranno questa partita con una sconfitta e la formazione di Reni che ha portato 3 punti a casa. Allora da Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima. Restate connessi, sfondate il tasto mi piace.